and gentlemen, signore e signori, in diretta da Map Palermo, Io Compro Siciliano presenta Sicily on Air, il music show dei siciliani. Buonasera, benvenuti, buonasera, applauso del pubblico in sala, ma anche il pubblico che ci segue da casa. E allora, benvenuti, questa è la nona puntata, mi dicono che è la nona puntata, quindi ce l'abbiamo fatta. Saluto tutti quelli che stanno collaborando con noi, i ragazzi del MOB, la nostra regia, il patrono di Io Compro Siciliano, quindi Mauricio Giorgiani, che ci segue sempre, insomma, dall'altra parte della Sicilia. Saluto chi ci segue sui social in diretta il giovedì, ma anche chi ci segue il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì, perché poi andiamo in onda su varie televisioni che ringrazio, tipo TVM canale 18, ci seguite il venerdì alle 22, Teleionica R8285 la domenica alle 22, Teleoccidente canale 73 lunedì alle 21, c'è anche una replica alle 23. Di domenica, Studio 98, Canale 95, venerdì, sabato, domenica, insomma ci seguite. Un applauso alle televisioni locali che ci supportano e ci supporteranno, e qualcun altro arriverà. Applauso, regia, non lo sento, fatemi sentire l'applauso in una settimana. Arriva l'applauso. Non posso non iniziare intanto salutando anche, insomma, Grassocchiali, Ottica Grassocchiali, che ci supporta in questo, e tutti gli altri. Grazie regia, fantastico, c'è, devo dire, un corner niente male, e quindi saluto anche Ivan e tutti gli altri partner che saluteremo nel corso della puntata. Sapete, Sicily on Air è un programma di varietà. Nel programma sono inseriti, certo, prodotti e noi tendiamo a farvi conoscere, ma mi piace la mia cartelletta, molto Io Compro Siciliano. Mauricio, sei contento? Sei molto contento. Allora, io volevo presentare colui che è la parte musicale di questa trasmissione, 9 puntate, il successo. Che fa? Ma che fa? Il Papillon, noto il Papillon, stacchetto per Vincenzo Biondo, entri pure, venga. Come va? Non c'è male, grazie, si accomodi, come ha passato la settimana? Il successo di questa trasmissione, Sì, ormai la fermano nel condominio? Mi fermano per strada, mi chiedono autografi, immagino, insomma, sì. Credo il successo veramente è anche grazie a te, caro maestro Biondo. Stasera vedo un Papillon molto Io Compro Siciliano. Che succede? Ho trovato questa stoffa. Mi vuole svelare qualcosa? Mi vuole anticipare qualcosa? Assolutamente no. No, non vuole dire nulla. Allora procedo con gli ospiti, perché abbiamo una scaletta ricca, pregna. Si può dire pregna, sì. Ma sta scherzando? Cioè, no, non è che... ci sono coautori stasera qua che presenteremo e mi aiuteranno anche nel lessico da utilizzare in una prima serata per le piattaforme, perché poi ormai le prime serate sono sulle piattaforme web, ricordiamolo, la televisione poi arriva dopo. Lei ha condiviso? Condividete, fatelo sapere agli amici, parenti, anche che stanno all'estero, in ogni partita, mi raccomando, fatelo sapere. E allora andiamo avanti con adesso un'artista seria, tra l'altro stasera duetterai, perché tu suonerai per lei, un insegnante al Conservatorio di Palermo, dovrebbe essere già dietro le quinte, prima la dobbiamo intravedere. Ha duettato con artisti internazionali, eccola qua, ritorna, lei una grande, Flora Faia, jingle, bentornata sul palco. Ti ho detto che sei meravigliosa, Grazie. Da quanto tempo lei non calcava il palcoscenico? Non calcavo da 1 anno e mezzo. Anno e mezzo, Però in realtà non è vero. No? Perché che ha fatto? Perché a settembre ho cantato, ci ho pensato adesso. Proprio alla fine ce l'ha fatta così. Sì, ho avuto la fortuna di esibirmi con le Ladies allo Spasimo. Con le Ladies allo Spasimo, straordinario, le Ladies molto brave, ma soprattutto un passato con collaborazioni importanti, lo possiamo dire. Qualcosina. Con un trombettista che magari vedremo tra poco, perché c'è un filmato di qualche anno fa dove lei ha cantato e c'era un grande musicista italiano che l'accompagnava. Lei lo sa, la caratteristica della nostra trasmissione è che c'è lo stacchetto che accompagna alla seduta l'ospite. Biondo, che stacchetto ha preparato per Flora Faia? Le piace? Lei lo sa dove deve andare? Vado in Vada, si accomodi. Allora faccio il giro, faccio il giretto e mi accomodo. E si accomoda. Applauso per Flora Faia, bentornata. Buoni. E allora, invece un attore di teatro si accomodi verso dietro le quinte, così lo vediamo. Teatro, compagnia importante, ha fatto spettacolo al massimo, eccolo qua. C'è Cesare Biondolillo, jingle, eccola qua. Bentrovati, buonasera maestro, come sta? Lei dice
direttore. Lei dice a me maestro, io dico... Dov'è l'uscita? No, l'uscita no, chiedo per un ancora no, amico. ancora c'è un po' di spettacolo. Bene. Tra l'altro lei ritorna in palcoscenico dopo tanto tempo, perché come tanti artisti questa sera per molti è la prima volta. Infatti c'è una certa emozione, devo dire che non è facile ritornare dopo 1 anno e mezzo, ma siamo qua felici. Dov'è la telecamera? La telecamera ce n'è una là, una, guardi dove vuole, quella centrale, guardi lì, guardi, si guarda quanto è bello. Dove devo andare? Lei sa il posto? E allora si accomodi con lo stacchetto del maestro Biondo, prego. Biondolillo, Biondolillo, alla guarda, grande, eccolo. maestro. Grazie al pubblico da casa che ci tiene compagnia. Beh, cosa dire del prossimo artista? Non so se già è pronto dietro le quinte, mi fate vedere se già è... E allora, protagonista di tanti format nazionali, un comico, un conduttore, insomma, veramente un grande artista, Ivan Fiore! Jingle! Grazie! Il palcoscenico! Esiste, grazie! Benvenuto, bentornato sul palco, Ivan. Esiste ancora, quindi... Esiste, stiamo Come facendo- stai? Ti ricordi di me? Quanto tempo è passato? 22-23 anni, Sì, non sono si passati capisce tanti più. anni. Insomma, noi stiamo lottando per la riapertura dei teatri che arriverà, non arriverà, non si sa, giallo, arancione, non so che cosa succederà. Mi ha toccato il sedere. Sì, ho visto Biondolillo che perché porta ha fatto bene, qualcosa. porta bene. Ho chiuso il Porta podcast. bene. Senta, beh, sono contento di averti qua Senta, stasera. anch'io che sono tu, contento di essere quando qua. ti chiamo tu rispondi sempre, nonostante sei richiestissimo. Anche quando non mi chiami, cioè, a volte sono Va bene. sotto casa tua che ti aspetto, cioè, senza motivo. Maestro, cioè, abbiamo qua un parterre, cioè, Parter straordinario. mi spieghi dare le spalle alla maestra, A cioè, Flora a Faia. Flora, Ma cioè, tu lo sai chi... Flora e Ma tu lo fauna, sai cioè, chi... No, scusa, Flora e fauna. fiore e fauna, Io cioè, fiore e apprezzo- flora. Sai che io apprezzo questo tipo di Sì, humor. questa esileranza. È molto così, inglese, diciamo. diciamo. Dietro le quinte c'è un altro ospite che tra l'altro ha anche un po' di esperienza. Noi siamo tamponati e siamo un po' vicini anche che Sì, siamo sì, tamponati. Dietro le quinte lo possiamo vedere anche dalla regia, c'è un altro, lo faccio per la prima volta con te. Bello. Ecco. Oh, ma guarda, È bello. potrebbe rimanere anche lì, non venire qua, ce lo Tutta la guardiamo noi. È bello, è un po' tempatello. È giovane. Però è giovane dentro, si è messo anche il... Hai visto che si è messo... si sistema sempre. Sistema. E allora Io si accomodi, guardo. senza stacchetto, Fiore. Aspetta, no, Aspetta, regia, datemi la camera, Ivan Fiore, io compro siciliano, Sicily on Air, stacchetto. dai, ma dai che bello. Grazie. Bella puntata, oh. Bellissima puntata. Grazie dei fiori, grazie dei fiori. Possiamo Grazie finire dei così, fiori, Grazie di Fiore per Grazie dei fiori, Ivan Fiore, era ti do questo. veramente, non ce la faccio più con te. Allora, è in dolce, no, in dolce attesa, nel senso. Come? Gino! Gino, carista, facciamolo entrare. Sapevo fosse incinta. Venga. Auguri! Venga, auguri. Benvenuto. Grazie. La sicilianità di... Ora Carista fa quello che vuole, perché non è facile domarlo. Lei non è lei è un animale da palcoscenico. No, Carista. Cominciamo Carista, cominciamo benissimo. Benvenuto al Varietà del giovedì sera sul web. Lei, insomma, col web che dimestichezza ha? Completamente zero. Se zero, però sa che ormai l'evoluzione in pandemia è cambiato tutto, molte cose vanno in streaming, Sì. anche noi andiamo in streaming. Bello anche... streaming, No, però noi andiamo anche nelle televisioni locali, lei è ormai un evergreen, cioè lei ormai prima, dopo... Cioè praticamente in italiano come si parla? Non si parla. Si parla solamente in inglese. Però sono contento che lei abbia accettato l'invito, perché sei un grande artista siciliano, palermitano. Palermitano, sì. E stasera ci farai assaggiare qualcosa, insomma, di quello che è il periodo che comunque abbiamo visto. Come stai? Io grazie al cielo sto bene. Stai bene? A te ti trovo bene? Mi trovi in forma, in forma. Allora ci divertiamo? Ma penso di sì. Si può che base utilizziamo per Che Carista? stacchetto Che le fai? stacchetto? Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tipo. Tipo? Vada? Gino Carista, si accomodi. Lo sapeva. La grande La richiesta. grande richiesta, stranamente. Allora, saluto la redazione, Marzia, Sonia, tutti quanti. Sonia hanno condiviso, insomma, ci sono un bel po' di gente che sta guardando il web, si stanno bene moltiplicando, bene fate così. Biondo, e allora abbiamo un'altra ospite da Sì, presentare. volevo Sì. chiederti una cosa. Sì, cosa mi vuoi chiedere? Sì, ma
Noi potremmo fare un'eccezione. Un'eccezione? Per quest'ospite in particolare. Oggi Ma io la posso vedere già in anteprima? Non lo so. Non lo so, ma io ho capito. Lei me l'ha combinata. Sì. È una di famiglia. Credo di sì, almeno. Cioè, lei vuole fare... Un congiunto, è un congiunto. È una congiunta. Lei vuole fare un ingresso diverso dal solito. Con congiuntiviti. Quindi le lascio... Vabbè. Fiore. Ma ha ragione, se ha problemi quel ragazzo è giusto che li dica. Senti, vabbè, allora ti faccio fare il sipario di questa apertura della trasmissione. Vada. Grazie. Quindi abbassiamo le luci, diamo l'atmosfera per iniziare come sigla ufficiale di questa puntata di Season Air. Biondo con colei che arriverà qua, che è una congiunta. Yes. Cioè? Mia moglie. La sua moglie. Benissimo. Luci, prego. Amici miei ascoltati, lume cantari, rumio matrimonio, voglio parlare, era di maggio e finita da muri, una signorina graziosa e bella, che era lucenti come una stidda, e quando mi sposai in casa mia, ficimo festino in allegria. Mangiare e bevere per limitati, tutti contenti l'abbiamo lasciati. Poi ci rissi con tanto affetto, amore guarda la stanza di letto. E quando fummo soli nella stanzetta, si levavo i guanti e la giacchetta. Ci rissi spicciati a spugliarti, non vedo l'ora di abbrazzarti. I damirissi timida sogno, spegni la luce che mi vergogno. Va contenta la lo ciastutai, ma quando la domai, mamma che guai. E ci restai quasi intronato, busta e panzera s'aveva levato. Poi la parrucca si la levava, un to comodino la conservava, e mi sciammaro puro i sentimenti. Quando ci vetti io levare i denti, si fuma la pipa, si vive lo vino, si strica lo naso un talo cuscino. E se ci faccio un'osservazione mi dice: zitto ti gran mascalzone. Ormai è me mucchieri, non c'è chi fare. A villa è brutta ma Milenna cari. Scusami. Ma insomma. Perdono, lo dovevo fare. Così si fa. Lo dovevo fare. Lo dovevi fare. Canzone, aiutami tu. Dove sei? Sono qua. Che devo fare? Che devo fare? Ma così mi presenti. Ma scusa, lui ha chiesto di fare la gag, a fare l'ingresso, marito, moglie, a cosa siciliana. Che ti posso... Sei bellissima, devo dire. Insomma, mi sono permesso proprio per questo, perché è l'opposto della canzone. Però, insomma, Elisa Smeriglio, applauso del pubblico perché non è... Per la prima volta è la compagna, è la moglie di Vincenzo Biondo, non la compagna, proprio sposati in chiesa. Ok, benvenuta, finalmente stasera farai anche tu la tua performance. Volentieri. Tu fai molto bene Mina, e quindi insomma stasera vedremo qualcosa e qualcosa insomma di particolare. Benvenuta Elisa Smeriglio, applauso del pubblico a stacchetto, la faccio accomodare. Mannaggia. Idea di Ivan Fiore, per Elisa è venuta questa. No, non possiamo fare così. C'è affinità. E allora, dopo aver completato il nostro parterre di ospiti, come sempre facciamo ogni giovedì sera, noi ci colleghiamo con tanti altri ospiti che sono sparsi in tutta Italia, soprattutto siciliani, ma non solo. Siamo pronti, se la regia è d'accordo, con un artista giovane. È stata protagonista all'edizione di Amici di quest'anno, è arrivata anche al serale di Amici di Maria De Filippi. Siccome è siciliani, ho detto perché vuole fare qualcosa tipo... Signore e signori, Ibla! Direttamente E allora, intanto era il pezzettino di La Libertad, il tuo singolo che sta andando in radio in tutta Italia. Siamo contenti da siciliani, soprattutto facciamo il tifo per te, ma vogliamo un po' sintetizzare la tua esperienza ad Amici 2021, 2020-2021? Allora sì, è stata un'esperienza stupenda.
3 mesi intensi di full immersion di musica, continua, sicuramente sono cresciuta veramente tanto, mi sento super pronta adesso per affrontare qualsiasi esperienza. Senti, La Libertà è un disco, è un singolo e ce ne sono molti altri. Hai avuto i complimenti di molti addetti ai lavori, anche di direttori di radio. Quindi sei soddisfatta? So che stai preparando anche qualcos'altro per l'estate 2021. Esatto, sì, sono veramente molto soddisfatta. Libertà mi sta dando veramente tantissime soddisfazioni che in realtà non mi aspettavo. Sì, sto preparando l'EP che uscirà a breve, dove dentro ci saranno canzoni nuove, ci sarà un'evoluzione di Ibla. Diciamo che è un po' mutato il mio modo di scrivere, il mio modo di fare musica, quindi non vedo l'ora di farlo ascoltare. Senti Ibla, tu sei siciliana, non so se in questo momento sei in Sicilia o sei già partita. Dove ti trovi in questo momento? Sono in Sicilia, sono Porto Empedocle. Porto Empedocle, un applauso a chi ci segue da Porto Empedocle, da quella parte là, viva la Sicilia. Volete fare qualche domanda? Amici, naturalmente, Ivan Fiore, Ibla, al Serale dei Amici, un talento della musica italiana, non so se hai seguito un po' Amici. Hai avuto modo? Vuoi fare qualche domanda? Sì, certo, voglio fare qualche domanda. Il problema è che lui si è distratto, quindi ora adesso non so cosa... No, distratto no, mi chiedeva se Ibla era una città o era il suo nome, ma in realtà è perfetto. È Ibla. Cioè, è Ibla, abbiamo capito. Cioè, ma poi firmi Ibla? Bello. Aspetta che non ho sentito. Dico, Ibla è un nome tuo, cioè d'arte o proprio il nome tuo? Da dove nasce? No, io mi chiamo Claudia, Ibla è il mio nome d'arte. Come così scoprono la verità? Io mi chiamo Ibla Fiore invece, per esempio. No, complimenti, già di tuo sei solare, bella, ma la cosa che ti è mancata di più in assoluto della Sicilia in quei 3 mesi, una, devi scegliere una. Tutto, qualsiasi cosa, mi è mancato il sole, mi è mancata l'aria, mi è mancato il mare. Mi è mancata la mia famiglia. Hai visto una sola, ha detto, ha risposto secca, cioè, è stata proprio precisa, cioè, la domanda. Precisa. Elisa, tu che ti occupi di talenti, Ibla è un talento siciliano che ha fatto una bellissima figura da Amici e noi l'abbiamo supportata, vuoi dire qualcosa? Tra l'altro ti ho anche seguita, tantissimi complimenti. Volevo sapere, ecco, tu che hai avuto la fortuna di esibirti in questo show fortissimo su Canale 5. E con quale giudice hai legato di più? Ecco, ti è sembrato un po' più verso di te, verso la il tuo modo di cantare, di fare musica? Allora sicuramente Elisa. La differenza magari che c'è stata un po' tra gli altri professori è che Arisa in generale mi ha lasciato super libera di poter esprimere le mie emozioni e di potermi esprimere semplicemente in tutti i miei lati senza mai mettere paletti o delle limitazioni. Quindi mi sono sentita veramente molto libera quando sono passata tra le braccia di Arisa. E questo si è visto, complimenti. Brava Ibla, e noi ti vogliamo fare un grande in bocca al lupo. Stasera ho voluto averti qua perché, essendo un format siciliano per i siciliani ma anche sparsi in giro per il mondo, vogliamo fare il tifo per te anche per il dopo, perché va bene che finisce Amici ma dobbiamo... Senti, La Libertà è una canzone difficile, non so, insomma, ho fatto cantare Gaudiano nelle ultime puntate che ha vinto il Festival Sanremo Giovani. Com'è che fa questa piccola, ma proprio una piccolissima, sarebbe bellissimo, un pizzico di libertà, ma proprio per noi di Sicily On Air, me la fai? Certo. Amor que viene, amor que va, no renuncies la libertad. Amor que viene, amor que va, no renuncies la libertad. Grazie Ibla, talento siciliano che seguiremo, forza Ibla e viva naturalmente, in bocca al lupo per l'estate 2021. Grazie Ibla, grazie mille per essere stata con noi. Buona serata. Un bacio, ma buona serata. E allora ritorniamo, volevo Flora Faia invece qui al centro del palcoscenico. Perché per un attimo dico, siamo tutti un po' Flora Faia. Flora Faia perché... Fiore.
Stasera ritorni dal vivo, prego Sì. Alessandro, il nostro Alessandro. Sì, grazie. Ritorni dal vivo con una performance che hai studiato ad hoc, immagino, per noi di Sicily On Air, e Assolutamente soprattutto torna sì. anche il jazz. Non è facile far tornare il jazz un palcoscenico televisivo in prima serata. È vero, ci proviamo? Diciamo, non esiste. Non esiste. Bollani però. Vabbè, Bollani però una delle trasmissioni dell'anno lui è a Bollani, non c'è parte, dubbio. lui a parte. Lui a parte, noi ci proviamo, il nostro piccolo, anche se manteniamo la sicilianità. Signore e signori, ritorna dal vivo una grande artista siciliana insieme al maestro biondo Flora Faia. In a sentimental mood, I can see the stars come through my room, while your loving attitude is like a flame that light the gloom on the wings of every kiss. Drifts a melody so strange and sweet in a sentimental bliss. You make me paradise complete. Rose petal seems to fall its soul like a dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you met this night. I think divine in a sentimental mood. I'm within a world so heavenly, or I never dreamed that you'd be loving sentimental me. Rose petal seems to fall it all like a dream to call you mine, call you mine. My heart's a lighter thing since you met this night. I've been divine in a sentimental mood. I'm within a world so heavenly, for I never dreamed that you'd be loving sentimental me in a sentimental mood. Signori e signori, Flora Faia, grazie maestro Biondo, complimenti, bravo Flora, grazie mille. Grazie. Alessandro, il nostro Alessandro, che emozione tornare a cantare dal vivo, credo che valga un po' per gli attori. Tantissima. Eri emozionata? Tantissima, sì, sì. Eri emozionata, tra l'altro se non sbaglio la regia, a proposito di Flora Faia, se non sbaglio, è una che ha avuto la possibilità di duettare. Possiamo vedere qualcosa? Mi dà l'autorizzazione? Sì, certo. Cosa hai scovato? Possiamo sentirlo? Possiamo vedere quello che anno era prima della pandemia? Sì, qualche annetto fa. Qualche annetto ti ricordi? Sì, è stato 10 anni fa. 10 anni fa. Dove eravamo lì?
Eravamo alla Vittoria Jazz Festival. Vittoria Jazz Festival. Sì, portavo in giro era il tour di Italian Songs, un progetto che ho fatto sulla canzone italiana. Un progetto fatto sulla canzone italiana. In quell'occasione vedo un musicista che accanto a te. Vuoi dirlo tu? Fabrizio Che hai Bosso, dato? è Fabrizio Bosso. Applauso. Sì, Fabrizio. Fabrizio Bosso è considerato, credo, uno dei migliori, Assolutamente. uno dei migliori in assoluto musicisti al mondo. Che emozione duettare da siciliana con un maestro del genere. Beh, è ovvio che quando ci si conosce poi, come dire, smorzi nella conoscenza quell'emozione, poi ci si abitua in un certo senso, no? Poi lui è una persona modesta, per cui relax totale. Quanto ti manca tornare a cantare davanti al pubblico? Diciamo che manca, come manca abbracciare le persone, manca tutto. Manca tutto. Sì. Sulle note, qual è questo pezzo qua? Questa è la gatta. Questa è la gatta di Gino Paoli, che è stata rivisitata. E poi dopo questa fai sentire? Parte il mio pezzo, perché sono due pezzi collegati. Dell'audio originale delle riprese ovviamente amatoriali del Vittoria Jazz Festival. Fantastica, brava Flora, grazie mille, prego. Grazie per essere stata qui naturalmente nel nostro parterre di Sicily On Air, cara Angela. Stasera Ivan Fiore che è un conduttore anche radiofonico, perché in questa stagione Ivan sta conducendo Action Flower su Radio Action, che è una radio della città di Palermo. Salutiamo anche tutti. Insomma, la radio è stato un modo anche per poter continuare. Bravissimo. Per evadere, cioè nascondere questi problemi tutti i giorni in radio, quelle 2 ore, anzi in realtà 3 ore, mi piace arrivare un'ora prima, scrivere, pensare, mi catapulta nel mio mondo, quindi l'idea che mi stanno ascoltando, diciamo, è, anche se virtuale, comunque c'è un microfono, c'è del pubblico, c'è della musica, c'è del cabaret, la radio ti permette veramente tutto. Poi con la fortuna dei social ti guardano anche, quindi fai la diretta Facebook, Instagram, e quindi ti permette di camuffare un disagio che esiste. Che esiste, è presente in questo momento in Italia una bolla d'aria che noi stiamo creando qui al Mob di Palermo, questa speranza che vogliamo lanciare. Ormai manca poco alla stagione estiva, non so se la Sicilia passerà in zona zona giallo, rimarrà in arancione, insomma non lo so, però ovviamente la zona gialla significa la riapertura di teatri. Gino, tu che sei uno che ha sempre fatto chissà quanti spettacoli, sia nelle piazze ma anche nei teatri, questa è una cosa che ti manca e manca alla gente, insomma l'affetto tuo, di Caterina, perché siete partner storici, e di altri artisti. È il mio lavoro, è il nostro lavoro, quindi è come di chiudere una fabbrica a un operaio, cosa fa? Mi manca il teatro molto. Pensa che, dicevo questo Ivan, noi abbiamo lasciato l'anno scorso, è arrivata la pandemia? Sì, la pandemia, quindi è arrivato l'ordine di chiudere i teatri, noi avevamo il teatro pieno, facevamo nati abusivi, replicavamo nati abusivi, per poi mettere in scena un altro mio spettacolo, che è il Miles Cornutus, che faremo, se tutto va bene, con il Miles, faremo. E quindi è mancato, certo, manca tanto, ma guarda, non è tanto il lavoro, perché poi il lavoro è il lavoro, perché tutti gli artisti lo sanno, poi quando andiamo in scena, noi che pensiamo stiamo lavorando, pensiamo che stiamo dando alle persone, abbiamo il pubblico, c'è questa cosa fra noi e il pubblico, quindi questo gioco che facciamo, noi facciamo i Brunel, vedere il mondo, e loro si divertono, questa cosa ti gratifica, l'applauso, poi è chiaro che poi c'è lo spettacolo, pensi, dice, ma sai quanto guadagniamo? Ma per carità. Ma però voglio dire, però con certo, la possibilità della capienza massima del teatro, ovviamente i guadagni sono diversi, adesso si ipotizza a una percentuale, quindi di stanziamento. E non è possibile. È molto difficile anche per gli artisti. Vincenzo, non è possibile. Per i proprietari dei teatri, le produzioni, come fai? È realizzabile? Sì, sono produzioni piccole, piccolissime. Elisa, sono produzioni piccole e Ma in Cesare, realtà, tu abituato anche al teatro al massimo, se vuoi puoi salutare anche il patron, visto che parliamo di tanti... Maestro Aldo Morgante, a cui
cui devo tutto. Salutiamo E Aldo, tutta la mia speriamo di venire con Sicily On Air all'interno del Teatro al Massimo e fare una capatina là, perché il Teatro al Massimo pieno è un gran spettacolo. È una bellissima emozione che spero di riprovare quanto prima. No, effettivamente è stato un periodo veramente duro, ma non solo per il teatro, perché comunque l'idea di aprire con un numero ridotto in sala è un palliativo, perché comunque la necessità che abbiamo, maestro, è quella di avere un pubblico copioso. Il nostro rapporto con il pubblico si crea nel momento in cui sono tanti. Se ne hai pochi, anche la comicità si basa Soprattutto. Si basa appunto ci si trasmette l'ironia, la simpatia, il momento goliardico, è qualcosa che è una magia che si deve creare. Lo speriamo. Franceschini, ministro Franceschini, ascolti che arrivi il messaggio di tutti i teatranti italiani, che possa da settembre, da ottobre, la nuova stagione, non una capienza al 25 o al 50% del teatro, ma che sia un 100%, in totale sicurezza, vaccinati, il pass quello che è, o tamponi prima di entrare, ma il teatro si deve riempire tutto. Applauso, viva il teatro. Ma la notte come faceva? Lo diceva Neruda, che di giorno si ma la notte no. Si blocchi. Allora, breve pausa e poi entriamo nel vivo di Malanotte no, ma Malanotte sì, perché c'è il libro con due straordinarie donne. Tra poco, spot, torniamo tra pochissimo. La prima serata del giovedì sera però diventa prima serata, seconda serata anche delle altre serate sulle televisioni della regione Sicilia, su varie televisioni. Il giovedì sera noi siamo su Io Compro Siciliano e poi condividete, durante la settimana ci regalate migliaia di visualizzazioni. Stiamo arrivando con Sicily On Air ovunque, in tutto il mondo. Vi ringraziamo perché è nata così, quasi per gioco. Adesso devo dire che ci conoscono in molti, soprattutto ti conoscono a te. Certo, assolutamente. Allora, prima di risuonare quel motivetto lì che è stata la canzone, colonna sonora di Arbore, straordinaria, programma, c'è una jingle, se non sbaglio, perché dobbiamo introdurre, non so se la regia mi dice che ci sono tutte e due le donne, meravigliose, però prima c'è una jingle, è vero? Perché presentiamo pure libri, non ci facciamo mancare nulla. Prego regia, vediamo che libro è. Vediamo un po'. Dall'Equipo 84 i Beatles, ma la notte sì. Da Arbore agli Amori Proibiti, da Pozzetto a Verdone, ma la notte sì. Da Renato Zero a Craxi, da Rivera a Panatta, da Maurizio Costanzo alla radio, ma la notte sì. 60 anni di notti folli viste con gli occhi della più famosa tra i meno famosi. Ma la notte sì, il libro di Silvia Annicchiarico con Gabriella Mancini. Dal 28 gennaio in tutte le librerie e digital store. Sagoma Editore. Ma la notte sì. Io chiamo. Può continuare col tappetino. Può continuare Silvia Annicchiarico, Gabriella Mancini. Ciao. Buonasera donne, Silvia Annicchiarico, Gabriella Mancini. Silvia Annicchiarico, naturalmente, per uno che fa la radio, una delle voci importanti di RTL 102.5. Silvia, benvenuta.
Grazie, caro Canzone. Si chiama Canzone di cognome? So Canzone, che ci posso fare? Tu hai a che fare con altri. Figlia, ma è bellissimo. Cioè, si allunga la vita, sai che la musica allunga la vita, perciò... È vero, ma direi senti, a Nicchiarico, lei fa la notte, il weekend, che fa la notte su RTL? Faccio notte, RTL 105 dalle 3 alle 6 di mattina e venerdì, sabato e domenica, e si chiama Malanotte No. Comunque, dato che ho trovato questa mia carissima amica che si chiama Gabriella Mancini, è stata molto ma molto brava a darmi retta e per 3 anni l'ho praticamente massacrata. Esatto. È vero, Gabriella, ti ha massacrato, avete scritto insieme, cioè avete collaborato per questo libro, non so se ci abbiamo la copertina, fatemi vedere la copertina del libro perché è molto noi ce bella, l'abbiamo, avetela fisicamente, poi vabbè, eccola là, ma noi siamo professionali, noi siamo qua. Ma la notte sì, 60 anni, insomma, a Nicchiarico, lei li ha visti un po' tutti, da Arbore a Rivera, è vero? Beh, Rivera, adesso siamo in Messico 70, adesso abbiamo l'Inter, che quando lo conoscevo io, uscivo con, Gabriella lo sa, uscivo con i ragazzi che erano, non so, il povero Bellugi, però era dell'Inter, ed era giovane, poi Domenghini, Bertini, Boninsegna, Jair Suarez Corso, insomma, voglio dire, Achilli, e l'Inter di una volta era la mia linfa vitale, e essendo milanista dovevo con Rivera, diceva stroncali, cioè esci con lui, fagli fare tardi così vince il Milan, questo era quanto. Io che sono juventino, lei mi sta dando una dose troppo elevata. No, Nicchiarico, lei, ho capito che la settimana di festeggiamenti, tra l'altro non so se lei era pure in Piazza Duomo, spero di no. No, lei è milanista. Ah, lei è milanista, quindi lei sta piangendo, lei sta piangendo come una pazza perché giustamente i cugini hanno vinto. No, io ero amica dei cugini, figurati, belli come il sole, 70, te lo dico io. Credimi. Vabbè, Gabriella, scusi, Però, ma sì. lei da quanto tempo conosce Nicchiarico? Noi ci conosciamo un po' di vista per un bel periodo e poi tipo 5 anni fa ci siamo sentite per la Gazzetta dello Sport, io scrivo per la Gazzetta, e proprio il racconto di Rivera e poi di Berlusconi mi aveva incuriosito per un'intervista. Poi ho cominciato a dirmi: guarda che io però ho incontrato anche i Beatles, guarda che io ho incontrato anche Diego Abbatantuono, ho girato i film con Pozzetto, dico ma scusa, adesso a questo punto facciamo un libro. E quindi diciamo 3 anni fa abbiamo cominciato a scriverlo con molta calma, direi, perché le parole erano tante, ma soprattutto perché Silvia di notte lavora alla radio, per cui ma la notte sì, in tutti i sensi, era dura. Sì, ma la notte sì, col coprifuoco a Nicchiarico, meno male che c'è la radio. No, allora, io con il poco adesso, che conto da quasi 2 anni, diciamo che ho il permesso del dottor Suraci, che è RTL. Però io con Vigorelli e Gabriella... Beatles nel 65, dillo, Vigorelli li ha incontrati. Scusa, mi dice un esperto siciliano, nonché grande attore, Gino Carista, amante dei Beatles, vuoi fare la domanda a No, se li ha incontrati al Vigorelli nel 65, i Beatles, a Milano. 1965, 24 di giugno, caro, io ero al Vigorelli ed ero anche nella camera dei Beatles, esattamente. Nel libro c'è scritto perché Gianni Minà mi ha fatto entrare e con la complicità di Gianni Minà siamo andate... Ciao, e siamo andate in camera loro, belle, allegre, a fare solamente con la voglia di avere un loro autografo, e ce l'ho avuto all'Hotel Duomo di Milano. A Nicchiarico, lei non me la racconta giusta. Senta, proprio qualche secondo Beatlesiano, visto che le notti erano quelle che erano. Una qualcosa dei Beatles, così le potrebbe essere, proprio una cosa per Nicchiarico e Mancini. Qualcosa di... vabbè, anche... Miscia. Dai, una cosa proprio per Nicchiarico e Mancini, dai. Miscia, my belle, please always say together well, my Michelle, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Finale! I love you, I love you, grazie Gino. Welcome.
l'abbiamo dedicato a Nicchiarico e Mancini. Bella tecnica, se n'è scappata. Cioè... No, a Nicchiarico, Mancini, com'è stato il nostro carista? È stato... Che deve dire? È stato bravo. Ma che bravo, è un grande fan dei Beatles, ebbene sì, allora Silvia li ha incontrati davvero in questa situazione rocambolesca che abbiamo raccontato nel libro, e quindi con i poliziotti che poi inseguivano lei e le altre ragazze che erano riuscite a entrare nella camera dei Beatles. Incredibile. È incredibile, oggi come oggi, perché erano riuscite. Senti Silvia, volevo chiederti, chiamare un libro ovviamente Malanotte sì, ma non posso non farti la domanda su Arbore. Malanotte no. Allora, Malanotte sì, me l'ha suggerito Mauro Coruzzi, mio amico che è Platinette. Poi Renzo Arbore ha fatto la prefazione. Poi Renato Zero ha fatto la postfazione dicendo che io sono pazza, scatenata, è una frangia stanca. Per non dirmi che sono vecchia, ha detto No, frangia stanca. non sei vecchia, non sei vecchia. Silvia, sei diversamente giovane. No, Renzo, niente, ma Renzo, io non c'è solamente quelli della notte, cominciamo fai conto dal 1947, che io sono vecchietta, tutto il mio excursus della vita è anche l'escursus di un'Italia che cambia dagli anni 50 agli anni 2021, capite? Perciò c'era tutto questo giro turistico da fare, e Arbore l'ho conosciuto nel 1969 con Speciale per voi, e io facevo la comparsa, poi ho fatto la corista, poi ci siamo capiti un po' verso l'altra domenica, sempre di Arbore, bellissimo, cioè quelli non so quanti anni abbia il vostro titolare, cioè non lo so, quello che ha cantato. No, beh, siamo attempati, cioè ci sono gente che ormai ha seguito anche quei periodi lì, cioè nel senso, quindi, perché io adoro l'altra domenica, adoro essere stata corista con Paola e Nora Orlandi, e qui in questo libro scritto veramente egregiamente da Gabriella in una maniera che posso dire. Ecco, Gabriella, visto che Silvia, visto che ci seguono i siciliani. Scrittura radiofonica immediata. Scrittura radiofonica immediata. Gabriella, visto che ci seguono i siciliani stasera, io vi ringrazio ovviamente per aver accettato il mio invito a quest'ora della sera, anche se Silvia tra un po', cioè, è una che lavora di notte. Cosa vogliamo dire ai siciliani? Dica. La notte dormo, non faccio la notte, solo il weekend, domani. Solo il weekend, la notte dorme, però insomma, poi per riprendersi ci passa un po' di tempo dopo il weekend, lo so Silvia, perché siamo arrivati a mercoledì, per comunicare con te sappiamo insomma che era difficile, soprattutto la prima parte della settimana, ma per vendere il libro che dobbiamo sostenere l'editoria italiana, Malanotte sì. Gabriella, ti metto la base e il libro, dobbiamo invitare i siciliani a comprare Malanotte sì. Cosa vuoi dire? Direi che è pieno di retroscena, di situazioni curiose con tantissimi personaggi, da Abbatantuono a Teoteocoli, da Celentano a Mina. Raccontiamo tanti retroscena vissuti da Silvia accanto ai loro personaggi. C'è anche molta Sicilia. Grazie, molta Sicilia. Gabriella, firma autorevole di Gazzetta dello Sport, grazie. Io voglio ringraziare la mia amica Stefania Morigi, che è stata lei che ci ha dato il trade union verso di voi, giusto? No. La Stefania, che è una e noi siamo felici qua dal parterre di Sicily On Air, i nostri artisti Biondolillo, Flora Faia, Elisa Smeriglio, Carista Fiore, di avervi avuto. Malanotte sì! Grazie, buonanotte donne, buonanotte, dica, buonanotte, vabbè, ce l'abbiamo fatta, abbiamo pubblicità, devo respirare un attimo, devo bere un bicchiere d'acqua perché Faia si sta bevendo praticamente l'acqua del quartiere del mondo, lei beve come non lo so, come una giraffa. Comunque torniamo tra poco perché torniamo con i Malarazza dal centro Sicilia, un mese pazzesco da non perdere, tornate con noi, stay with us. Bella, la puntata mi piace, divertente, state con noi. Non ti sei mai iscritto all'università? Hai interrotto gli studi universitari? Vuoi risparmiare tempo e denaro? Allora non esitare, il Consorzio Universitario Unicurs e l'Università e Campus sono la soluzione che fanno per te. Richiedi il tuo orientamento universitario in videoconferenza e comodamente da casa tua. Io resto a casa e ho tutto online, piano personalizzato di studi e iscrizione online.
lezioni da casa in modalità e-learning con computer, tablet o smartphone, un tutor personale sempre con me in tutte le fasi di studio ed esami online comodamente da casa. Un team di esperti in videoconferenza è pronto a guidarti sul tuo orientamento universitario, offrendoti la migliore soluzione. Ci trovi a Palermo, in via Altofonte 77. Contattaci al 338 84 14 588 o inviaci un'email a rmscuolacampus@libero.it. Tornati in diretta Sicily On Air dopo questo collegamento con il libro Ma la notte sì, perché noi dobbiamo anche promuovere in questo caso. Scusa Vincenzo, ma tu conosci quella signorina, quelle due signore? Elisa, Elisa e Flora, devo dire complimenti per gli occhiali, sono della Grasso Occhiali, della nostra ottica, complimenti, siete affascinanti. Siete... Ma i baffi? I baffi no, lascia restare perché, no, anche quello. Bene, allora... volevo mettere il naso, ma non ci meglio di no, però adesso se rimanete così anche con gli occhiali per vedervi questa esibizione, sono dietro le quinte? Ma la razza 100% terrone, il videoclip, facciamoli entrare, jingle, vai, eccoli qua, applausi, buonasera, prego, lei si deve prendere lo sgabello, ciao bello, benvenuto. E allora, sono contento perché li seguo da molto tempo, che fa? Ma non mi stia, perché capisce? No, Ivan mette ansia quando... toglitela. Ma vengo verso là. Mettiti qua, in mezzo a noi. Siedi, no, bellissimo. Sto qua perché credo che ci sia una camera. Ma la razza 100% terrone. Quanto sei terrone, carista? Pure con le mandorle, addirittura. E allora, stasera ci farete sentire un medley, se non sbaglio. Abbiamo preparato un medley, si dice medley o il meglio di. Ok, il meglio di, quindi abbiamo preparato un edito. Rosa Baristrero, una grande cantautrice siciliana, e due pezzi nostri, due inediti. Uno è Zio Pino, dedicato a Padre Pino Puglisi, e l'altro è Don Torì, dedicato al contadino. Regia! Ti lo dissi, catai all'assai, meglio la morte, ma no che sto dolore. Ai 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 ai, moro, sciatto di lume cori, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro, sciatto di lume cori, l'amore mio sei tu. La 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 la. La 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 lo primo amore lo feci con te e tu schifiosa ti sta scordando mia, pace facemo ogni caretta mia, sciato dell'arma mia, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro, sciato del lume cori, l'amore mio sei tu. Ammazzarono l'uparrino, l'ammazzarono con due corpi di scopetta dritti in testa ed la cacco dallo sole chi ne resta, solo odio, prepotenza e omertà.
Lo parrino l'ammazzarono proprio il giorno che nascivo. E cosciente fu di rincontra morti, senza scanto sfidò la propria sorte, come un pace gli dava amore a tutti. Ma ora in terra con il cuore che non batti, li picciotti della strada di suoi figli, la potenza di un messaggio popolare. Ci spararono allo parrino, ci spararono, ma nessuno si scorda che uomo era. La virtù e la speranza predicava, e non sciore in mezzo a pace ci crescia. Bravi, Ivan Fiore, come sono stati? Favolosi. Gino, come sono stati? Bravo, è piaciuto molto. No, mi sono piaciuti. Bravo, Fantastici, bello. veramente, questa è la Sicilia. Io compro, questa è la Sicilia, questa è la Sicilia. I Malarazza 100% di Verone, vogliamo dire qualcosa? Beh, abbiamo fatto praticamente 2 brani. Dov'è il microfono? Perché Lei se n'è andato? Io sono tamponato. Sì, Lei? allora, Lei? io sono pure tamponato negativo. Tra Negativo, l'altro. bene, abbiamo detto. I paesani, San i paesani, San Giovannesi, Cammarata. E anche Pino è negativo. Anche Pino, sono tutti quanti. Abbiamo fatto noi 2 brani che sono Rosa Balistreri e poi Zio Pino. Perché dobbiamo raggiungere i 4 minuti, 5 minuti. Giusto, quindi... Poi devo dire che c'è stata anche un po' di emozione. Ho sentito È anche vero, il lo palco so. Ha vibrato. Ha vibrato. Devo dire che ancora c'è un po' di... Dai, sono contento, complimenti. Allora, state con noi, rimanete qua, intanto io continuo. Viva i Malarazza 100% Terrone, viva la Sicilia, tornerete in tour, tornerete in tour. Un applauso, grazie mille. Mi sposto verso qua, grazie. Anche perché voglio condividere questa altra parte di Siciliano Neri con un collega, visto che stasera insomma, abbiamo avuto Silvia Nicchiarico di RTL 105, siccome c'è un siciliano, lei però mi sa tipo l'avvoltoio, ha capito? No, se lei addirittura, capito, allora mi metto qua, Fiore? No, stai andando benissimo, copri il palco in tutte le zone. Bravo. Allora, uno dei programmi dell'anno... No, scusate, mi sposto di nuovo da qua. Vada, mi segua lei, mi segua nella diretta. E allora, voglio condividere con il conduttore radiofonico palermitano, alla Super Giù, è la stessa età mia, questa parte finale, quindi vivere con lui questa parte finale di Siciliano, co-condurre, se lui è d'accordo. Non so se devo chiedere al patron di 105, Radio Mediaset. In questo caso il programma dell'anno è 105 Music and Cars, il pomeriggio con Dario Spada su 105. Benvenuto Dario! Ecco, però non sento Dario, non so se è chiuso da lui o è chiuso da me, voglio sentire Dario, vediamo un po' Dario. Io vi sto parlando, quindi... Ora sì, ora ti sento, voglio sentire Dario. Ciao Dario! Ciao Vincenzo, vedi che è proprio perfetto. Sono emozionato anch'io perché vedervi su un palco dal vivo, una di quelle cose che difficilmente in questi mesi abbiamo visto, mi fa molto piacere. Senti, anche se sono chiuso nel mio studio. Però, hai visto che palermitani, siciliani, abbiamo Biondolillo, Fafaia, Smeriglio, abbiamo Gino Carisse, Vanfiore. Tu manchi da Palermo da un po' di tempo. Sì, fai conto che io sono sceso a Palermo per Natale, non è stata una bellissima esperienza, ma non perché Palermo non sia la mia città, perché purtroppo è venuta a mancare la mia mamma a dicembre, per cui tutta una serie di vicissitudini, però sì, devo dire che ogni volta che torno poi sento sempre di più il legame con casa, e questa cosa
evidentemente forse è arrivata più tardi negli anni. Allora, cioè io sono andato via molto Dario, presto. siccome avevo il piacere di condurre con te una puntata istituzionale qua dal Mob di Palermo, perché tu sei molto palermitanazzo, diciamolo, lo sento anche il pomeriggio quando sei in diretta su Radio 105. Sì, che mi lascio andare proprio. No, lo so, e lo so che me l'hai promesso, siccome arriverai, magari poi non saremo più in onda, stasera questa parte finale la conduciamo insieme. Intanto tu sei il programma di fascia tra le 16 e le 18 in Italia, tra i più seguiti, 105 Music and Cars insieme. Lo stai dicendo tu, io me ne lavo le mani queste affermazioni perché potrebbero essere... Radio Monitor, Giorno Medio, insomma li studio anch'io questi. Lei è Fabiola, perché insieme conducete questa trasmissione il pomeriggio. Fabiola per te non è un'amica, non è una collega, è una sorella. Sì, abbiamo costruito negli anni un rapporto che va al di là del lavoro e quindi in effetti quando uno dice ma che lavoro fa? Io dico sempre in realtà lavoro è una parola un po' sbagliata per definire quello che faccio, sono 2 ore che in realtà volano ed è un divertimento ed è un piacere poter condividere la mia gioia, che è quello che faccio, con chi ascolta la radio. Insomma è una fortuna, tu mi capisci perché anche tu fai la radio, tu in realtà fai 800.000 cose, Vincenzo, la verità è quella. Hai anche un po' rotto le palle, diciamo la verità, fai troppe cose, anche basta. Io faccio la radio, faccio Sessione, faccio qualche altra, però insomma ci diamo da fare. Posso dedicarti adesso, puoi stare con me fino alla fine? Ma io sto quanto volete, raga, anche dopo. Andiamo avanti, finita la diretta, io rimango. Mi puoi annunciare tipo 105, adesso Cesare Biondolillo? Tipo, signori, l'attore Cesare Biondolillo. Non ho stabilito cosa fare. Sì, ma lo faccio proprio in stile 105, quindi faccio così. Vuoi una base, tipo vuoi una base? Fai tu, mi una piace quello di varietà. Vai, dai, mi alzo. Diamo il benvenuto ad Io Compro Siciliano, all'attore Biondolillo che adesso ci diletterà. Ecco qua, Dario Spada in collegamento da Milano. Dario, conduce con posso me. parlare con Dario? Dario, certo. io sono stato molto attento se non sbagliassi il cognome. Dario Spada, allora. No, se non ci conosciamo, quindi però... Biondolillo. Senti, il musicista è biondo, io sono Biondolillo. Basta queste battute. Perché tra l'altro voglio dire, dopo LOL, il maestro, io sono Biondolillo, è diventato, diciamo, sulla bocca di tutti. Io sono Biondolillo. Facciamo l'hashtag. Allora, ti prego, Dario. Cosa ci siamo preparati? Ti prego, Dario. Ti voglio dedicare una cosa molto... Me la fai quella cosa lì? Quel cavallo di battaglia, lo fai sempre? Fai video? Sì, ma devi essere più credibile. Abbiamo detto che la gente facciamo finta che io non lo sapevo, però devi essere più credibile. Io, no, non te la voglio fare. Ti prego. Vai. Ma cosa vuoi? Quello là. Ma dai, non mi va! Sempre la stessa cosa. Vai con l'audio. Non mi va. Dobbiamo farlo. Sei sempre il solito. Bravo Cesare, grazie. Non ho più l'età. Ce l'hai fatto. Allora, Cesare Biondolillo, prego, ritorni un attimino. Spada, che dice? Sì, mi dica canzone, sono qua, mi dica.
No, come dire, ha visto l'esibizione? No, ma infatti sai che mi sono confuso a un certo punto, pur guardando, cioè assistendo semplicemente, ho detto meno male che faccio la radio e non mi si vede, perché se io dovessi essere ripreso mentre parlo alla radio così, io sarei un disastro. Cesare è bravissimo, è veloce, io mi perdo, sono già confuso. Quindi meno male che te ne becchi un'altra, perché ti faccio sentire Elisa Smerighi. Elisa, venga qua. No, perché ti dedico perché Elisa Smeriglio, che è una grande donna, che ha fatto Mina in maniera straordinaria. Quando l'ha interpretata, in quale spettacolo è stato? E Mina, la tigre di Cremona, era questo qui il titolo di questo spettacolo, che racconto Mina, non imito Mina. Ma lei, abbiamo una clip? Abbiamo una clip? Sì. Ma veramente? Non ci posso credere, la vediamo insieme, prego. Adesso volta la faccia, questa è l'ultima volta che lo lascio morire, e poi no ragazzo no, tu non mi metterai tra le 10 bandole che non ti piacciono più. Oh no, oh no, ma ciò che amo è lui, è il ragazzo che nasconde in sé. Me lo regalo un minutino? Cosa? Di una tua performance col tuo marito che ti accompagna? Va bene? Ma non faccio Mina. Non fai Mina, fai Mi voto e mi rivoto. Mi voto e mi rivoto. Elisa Smeriglio, solo per noi. Con le luci creiamo l'atmosfera. Grazie. Mi voto e mi rivolgo sospirando, passo le notti intere senza sonno, e lì bidizi dai voglio contemplando, li passo di la notte fino a giorno, pitti hanno un pozzo chiù a riposare, poi non ave più sta afflitto cuore, l'uomo sapere quando sai all'assari, quando la vita mia finisce mo.
c'è mori. Brava, grazie Alice Smeriglio, grazie mille, grazie Dario Spada. Non so se puoi commentare, noi siamo abituati a commentare hip hop, i successi hip hop, però sentire un tocco di... Ma è la voce che fa la differenza, senti una voce del genere, ma poi il fatto che sia la Sicilia dimostri in tutte le sue espressioni, no, la bellezza. Elisa è pazzesca, io ho visto le clip anche su Mina, e lei dice giustamente non la imito, la racconto, però ammazza, se questo è raccontare allora... Senti, ti ricordi Ivan Fiore, quando eri qua a Palermo? Sì, tra l'altro abbiamo un po' di amici in comune, mi sa, conosco un po' di gente che conosce anche Ivan, quindi insomma... Vedi che è tutto collegato, siamo ovunque. Lo vuoi salutare? Vi salutate così? Ma che cosa bella, dobbiamo indagare allora, perché sono curiosissimo. È questione, io non posso parlare troppo perché sennò poi sembra che voglio dire cose a caso, però... Senti Dario... sembri palermitano, senti Dario, eravamo più giovincelli e siamo cresciuti un po' con le gheghe tipo di Gino Carista. Dico Gino Carista, io sforo stasera, lo chiedo per favore perché insomma sforo un attimino. Gino Carista, ti faccio vedere una cosa di Gino Carista, regia, per favore, proprio, sai, un minutino. No, vado, sforo, vado, sforo. Clavichia, senza unghia, quando cerco l'unghia, cavolo, c'è una tanziata. No. Ma perché? Ma fa perché sia chi rientra? Come se fa dire chi? Questo dicchio lungo che mi sta dando la moglie. Che te la fai? Ma non solo, insomma, tante altre cose. Dario, noi siamo cresciuti con questi comici, con questi cabarettisti, ma quanto ti mancano? A Milano li hai questi comici qua? Ma in realtà ti posso dire la verità, è che ci sono talmente tanti comici siciliani, palermitani, che ormai lavorano tantissimo anche nelle televisioni nazionali, diciamo, che non la senti la mancanza, perché abbiamo veramente un po' colonizzato e io ne vado molto fiero, perché se quando ero ragazzino pensavo voglio andare via per chissà quale idea malsana, perché in realtà volevo seguire la mia passione, poi mi sono reso conto che in realtà portiamo molto di più, è il nostro valore aggiunto e lo vogliono un po' tutti, per cui è giusto che insomma tutta Italia possa goderne. Io sono cresciuto, guarda, mi hai fatto vedere una cosa che mi ha riportato indietro da qualche anno fa e mi ricordo che queste cose le vedevo quando ero a casa, tornavo da scuola e vedevo queste cose. Eravamo piccolini, di notte nelle televisioni locali vedevamo Grand Hotel Cabaret. Bravo. E noi stiamo là, bravissimi. 1992. Lunga vita a Gino Carista, in quella scena c'era anche Salvo Ficarra. Senti Dario, mi fai una promessa? Te ne ho già fatte troppe secondo me, adesso ti stai un po' prendendo. Non è vero, senti, ma mi saluti, adesso parlo un po' in milanese perché lui è a Milano, vicino alla stazione in via Turati, la 605. Mi fai un saluto domani o dopodomani quando vuoi tu a Sicily on Air in diretta? Ma assolutamente, ma tra l'altro io oggi vi ho citato e quindi in onda lo faccio anche domani. In apertura del programma promesso ti saluto anche Sicily on Air. Dai, da 105 Dario Spada! Ciao Dario, buonanotte! Ciao Dario! Ciao Vincenzo, grazie! Allora, sta preparando qualcosa Ivan Fiore? Non ci vuole spoilerare qualcosa? No? Nulla? Miliardi di cose sto facendo, dico, non mi fermo mai. A parte giocare a padel? Giocare a padel, quello tutti i giorni, un programma radio, un paio di format più geniali, almeno cerco sempre di trovare una chiave di lettura geniale, anche un film, perché non dirlo? Sì, probabilmente, non mi fermo, è giusto che sia così. Carissa, pronto per qualche situazione teatrale? Teatrale sì, perché se apri il teatro abbiamo gli spettacoli pronti, diciamo questo a Biondolillo. Abbiamo il Miles Cornutus da fare e poi abbiamo Pidocchi Scadute, che è un seguito di Pidocchi riusciti. Quindi abbiamo queste 32 repliche da fare, speriamo. Però ti dico una cosa, sto facendo pure, parteciperò a questo film l'ennesimo film di Ficarra e Picone. Una serie Netflix? Sì, farò io
un frate. Un frate. Anche se... Mi stai svelando qualcosa che non sapevo, in una serie Netflix, che è tutto molto segreto. A proposito, Sì, di serie sì. A proposito di serie Netflix, prossima settimana avremo un collegamento con Hollywood, un'esclusiva di Sicily on Air, che ci collegheremo con un attore che sta facendo la serie mondiale Pari dei Benassai. Quindi prossima settimana lo avremo ospite, Elisa Smeriglio. Complimenti naturalmente per tutto quello che tu fai, anche la docente. Speriamo di vederti in giro in tour con lo spettacolo non solo di Mina, ma anche dei favolosi anni 60-70. Flora Faia. Sì. Bentornata live. Grazie. Sono contento. Biondolillo, quando ti rivedremo? Il nostro non è un addio, ma un arrivederci. C'è uno spettacolo in estate, è in un'isola. A Lipari. Faremo uno spettacolo sulle maschere di Menandro con la regia di Rocco Mortellite. Saremo a Lipari, poi a Tindari e speriamo altre date, perché visto la situazione, insomma, ancora non è chiaro. Quanto sforato? Di quanto sforato? Quanto? Amico, stammi vicino, amico, stammi vicino. Abbiamo avuto con noi questa sera Ivan Fiore! Storia della comicità, Gino Carista con noi, la moglie del direttore biondo Elisa Smeriglio, è ritornata la jazzista per eccellenza Mona Faia, to be o not to be, essere o non essere, Cesare Biondolillo, l'attore. Maestro Biondo, grazie mille, grazie a tutta la regia, grazie a tutti voi. Lo sai che c'è la sigla? Ci vediamo giovedì prossimo, qualora lo vogliate. Buonanotte da Io Compro Siciliano e da Sicily on Air. Sigla, grazie a tutti, grazie a tutti.